Le abbondanti e continue precipitazioni di questo periodo creano legittime apprensioni anche nel nostro territorio, visto gli ingenti danni provocati in altre province. Un pensiero all'alluvione del 2010 passa quasi istintivamente quando si osservano le acque melmose del Bacchiglione, in particolare da Ponte degli Angeli, luogo simbolo di quei drammatici momenti. Da allora molto è stato fatto per evitare che riaccada. Possiamo sentirci al sicuro oggi? Possiamo dire che in questi giorni, pur avendo avuto grandi precipitazioni, i lavori fatti dal 2010 a oggi stanno dando dei grandi risultati. Le casse d'espansione di Caldogno, di Montebello, ma anche sull'Alpone e anche in altri torrenti che erano quelli che davano le grandi emergenze, stanno dando e danno i grandi risultati di messa in sicurezza del territorio. La Regione in questi 5 anni di questa legislatura ha investito più di 1 miliardo di euro in queste opere e i risultati ci sono. Quindi in Vicenza la matematica certezza non si può mai avere, comunque può essere comunque soddisfare. Possiamo dire di aver messo in sicurezza la città e soprattutto a nord a Caldogno dove c'era già il problema. Possiamo dire dormiamo sonni tranquilli, però stiamo sempre allerta perché poi i cambiamenti climatici che naturalmente anche il Veneto sta subendo ci fanno stare sempre su chi va là.